di motivi. Il primo proprio per l'oggetto di questa manifestazione. Questa manifestazione rappresenta quello che l'Italia ha fatto per anni, cioè un ponte diplomatico, di mercato, tra due continenti che storicamente si sono sempre parlati e devono sempre parlarsi più in futuro. Lo sviluppo del pianeta passa anche per questo asse, e questo è una cosa fondamentale. Qui abbiamo ospiti le eccellenze del sistema del Made in Italy che vogliono incontrare un continente che è in grandissima crescita, e siamo sicuri che questa è un'opportunità per i paesi che voi qui oggi rappresentate e per il nostro paese. E questo è la prima fattore di grande importanza di questa manifestazione. E poi ovviamente per Padova questo rappresenta anche un giorno di festa, e siamo felici di festeggiarlo con voi perché rappresenta la riapertura appunto di questi padiglioni fieristici dopo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia. Una riapertura che avviene in tutta sicurezza e avviene soprattutto all'insegna del grandissimo valore che scambierete in questi 2 giorni di transazioni e conoscenza reciproca. Allora, ovviamente io finisco qui questa mia breve introduzione, ora interverranno velocemente le autorità a darvi il proprio saluto. Avremo con noi Antonio Santocono, che è il presidente di Padova Hall SPA e della Camera di Commercio di Padova, poi Franco Conzato, direttore generale di Venice Promex, e Luca Veronesi, direttore generale di Padova Hall SPA. Allora chiamo il presidente Santocono a intervenire, se il presidente vuole prendere il microfono. In Padova e per tutto il sistema veneto. Assolutamente, la stavamo aspettando da tanto tempo, non solo aspettavamo di liberarci da questa prigionia del lockdown, ma aspettavamo di ritornare a muoverci, a operare, a portare avanti i nostri piani, i nostri progetti, così come da tempo avevamo pensato di fare. Quindi questa è una data doppiamente importante per la città, perché la città ha bisogno anche di eventi di questo tipo per poter richiamare interessi e attenzione nei confronti delle nostre imprese, ma anche nei confronti di quello che è il turismo cittadino, un turismo che ha avuto ovviamente un abbattimento enorme nel corso dell'ultimo anno, perché dobbiamo pensare che abbiamo neanche superato i 400.000 turisti, mentre eravamo arrivati a picchi di 1.600.000, 1.800.000 turisti. Quindi è importante, per questo eventi come questi sono fondamentali per richiamare sempre più operatori, sempre più persone interessate anche